Non solo spiagge e Dolomiti, terme e città d'arte. Il Veneto in materia di promozione turistica da qualche tempo ha un nuovo tematismo da proporre, la Pedemontana. Questo vasto territorio collinare che abbraccia le province di Verona, Vicenza e Treviso, ricco di storia, arte, prodotti enogastronomici d'eccellenza, che ha fatto il suo debutto ufficiale con tanto di nuovo logo unitario e guida Touring Club interamente dedicata durante l'ultima edizione della Borsa del Turismo di Milano, uno degli eventi fieristici più importanti a livello europeo per il settore del turismo. Dopo un percorso di presentazione, di preparazione di questo tematismo che non è nuovo ma è solo da scoprire, da mettere in luce, oggi finalmente arriviamo a uno dei punti importanti per la Pedemontana. Abbiamo una guida touring che la riconosce, abbiamo presentato l'Universo Mondo del Turismo oggi qui a Milano, quindi crediamo che da oggi in poi si possa pensare che con ottimismo la Pedemontana contribuirà a far crescere il turismo in Veneto. Per i viaggiatori amanti di itinerari slow, i comuni della Pedemontana hanno veramente tanto da offrire, a cominciare dalle 9 strade del vino, lungo le quali si possono gustare eccellenze come Amarone, Soave e Prosecco Superiore, fino ai percorsi legati alla Grande Guerra, alla storia, alla religione, all'arte. E anche per gli appassionati di sport non c'è che l'imbarazzo della scelta, dal golf al parapendio, dal mountain bike al rafting, senza dimenticare attività alla portata di tutti come il Nordic Walking o la classica passeggiata a piedi o in bicicletta. Dei 1200 km che il Veneto ha tracciato da un punto di vista cicloturistico, molti di questi li troviamo in questo territorio. È l'incrocio ad esempio del collegamento Monaco-Venezia, dell'asse che collega l'Austria con il Brennero e quindi giù verso il lago di Garda, e poi dei percorsi trasversali che permette al turista di godere quello che è il modo lento di conoscere questo territorio, con percorsi che durano una giornata, un weekend o una settimana. E proprio in virtù del legame di questo territorio con le due ruote, a Vicenza si sta mettendo a fuoco un obiettivo ambizioso: riportare in Veneto i campionati del mondo di ciclismo su strada nel 2020. Un sogno però con delle basi concrete, un sogno solido che ha come pietra miliare la città di Vicenza, che è nel cuore di quel Veneto che dalle Dolomiti all'Adriatico, diciamo, è una delle realtà più dinamiche di tutta l'Europa. Il compito di gestire le strategie di promozione integrata dell'area pedemontana e colli è stato affidato a un nuovo consorzio di promozione turistica. Ci stiamo attivando per innanzitutto innalzare l'attrattività di questo territorio e andare a segmentare quelli che sono le eccellenze in questo territorio, per cui turismo legato allo sport. Questa fascia rappresenta praticamente tutti gli sport outdoor possibili, dal cicloturismo al volo libero al rafting, per un'infinità di sport, fino ad arrivare poi attraversando cultura e arte, per cui ville eccetera, all'enogastronomia, altro prodotto importantissimo per questa fascia. Il nuovo sistema turistico è stato di ispirazione anche per 5 giovani imprenditori che con il supporto del CISET dell'Università dei Ca' Foscari di Venezia hanno avviato il loro progetto di start-up. Fra le idee più originali, un'agenzia dedicata al turismo genealogico. Tutti noi abbiamo un emigrato all'estero, tante sono le richieste che vengono dall'estero per la cittadinanza italiana di capire quali sono le proprie radici, le proprie origini. Ilaria Baldan, che è una ragazza della Riviera del Brenta, creerà un'agenzia che si occuperà proprio di queste tematiche qua e di questi servizi qua. Un altro esempio è Andrea Scotton di Borso del Grappa, quindi in piena Pedemontana Veneta, che ha creato una piattaforma e-commerce per poter commercializzare a livello italiano e mondiale le eccellenze enogastronomiche e manifatturiere della Pedemontana Veneta. In vista di Expo Milano, il primo appuntamento per far conoscere le risorse della Pedemontana Veneta ai maggiori tour operator europei è in programma a marzo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 27, 28 e 29 marzo, 3 giorni dedicati alla Pedemontana, un evento importante nel quale porteremo 50 tour operator da tutto il mondo a conoscere il nostro territorio. Li faremo incontrare con i nostri operatori, cosa molto importante perché si incrocia domanda-offerta, e faremo la prima fiera della Pedemontana dove presenteremo tutti i nostri prodotti, dalle strade del vino, alle strade di prodotti tipici, ai tanti consorzi che promuovono i nostri prodotti.